giro ci sono macchine? No, Dietro? non c'è nessuno per la strada. Mi stanno cercando. Ma no, stai tranquilla, sarà solo una tua impressione, non c'è Mi un'anima. inseguono. Mi inseguono, ti ho detto. Che fai? Che stai facendo? Siamo al semaforo. Ho litigato con il mio ragazzo. Non posso tornare a casa. Abito lontano da qui. Ti vado a prendere il disinfettante.
Tuo marito? Dov'è? Non sono sposata. Vivi da sola? Sì. Io mi chiamo Veronica. Tu? Sara. Sara, non devi aver paura. È tutto finito. Posso fare una chiamata? Ho perso il telefono. Devo chiamare una mia amica, che se no si preoccupa. Me lo dai? Per favore. L'ho trovata. Era sul lungomare, stava cercando aiuto. Che intenzioni ha? Non lo so, non le ho ancora parlato. E perché? La ragazza è sconvolta. Non è molto lucida. Non sa nemmeno dove si trova. L'ha portata alla villa? Sì, certo. Siamo entrati dall'altro ingresso. Pensa di essere a casa mia. Bene. Sa se ha chiamato qualcuno? No, non ha il telefono. Cerchi di capire cosa le passa per la testa. Poi mi richiami. Aspetti. Lei come sta? Io sto bene. Grazie, Veronica. Ti ho portato qualcosa per cambiarti. Sai quanto costa quello? Non lo posso più mettere. Vedrai che si può aggiustare. Come? Anche al negozio dove l'hai preso. Le marche migliori fanno le riparazioni. Mi ha buttato per terra. Se rimanevo lì mi ammazzava di botte. Non era il mio ragazzo.
ad una festa. Ho conosciuto una ragazza. Ci stavamo divertendo. Io volevo fare il bagno in piscina. Ma lei non me lo faceva fare perché pensava che fosse vuota. Allora si è sfilata la giacca e io ridevo perché l'ha fatta cadere nell'acqua. Più tardi ho sentito un urlo. Sono andata a vedere. C'era lei nuda in fondo alla stanza che non respirava più. Volevo chiamare un'ambulanza, ma quello mi ha buttato per terra e mi ha strappato il telefono. Sono scappata e ho corso un'ora prima di trovarti. L'ho vista morire. Che devo fare? Non c'è motivo di avere paura. Quella persona non voleva farti del male, si è solo spaventato come te. La ragazza si chiama Claudia. Ha fatto uso di cocaina, ha avuto una crisi, però ora sta bene, non è successo niente. Sara, aspetta! Sara! Sono venuta a cercarti perché non ti ha più visto. Sei preoccupato per te. Chi sei? Apri questa cazzo di porta! Sara, calmati, puoi anche andartene via, vero? Prima ascoltami per favore. Apri! Tu sei scappata, non puoi sapere che Claudia si è E ripresa. allora perché non mi risponde al telefono? Adesso vado dalla polizia. Apri la porta! Apri! Allora vai. Vai! E se nessuno fosse morto, dopo che succede? Tu cosa ci facevi lì, eh? Sarà la prima domanda che ti faranno. I tuoi genitori cosa sanno di quello che fai? Io non ho niente da nascondere, capito? E allora chiamala la polizia, tieni, chiamala! Quell'uomo è il mio cliente. Io sono il suo avvocato. È molto dispiaciuto per quello che è successo. So che non mi vorrai credere, ma era preoccupato per te. Per questo mi ha chiamato e sono qui per farti ragionare. È questo che fa un avvocato? In un certo senso sì. Minacciare persone. Sembro minacciosa. Claudia si è sentita male, me l'hai detto anche tu. Ora però sta bene, nessuno voleva fare del male a nessuno. Non è vero. Lui l'ha aiutata, l'ha soccorsa, ma tu questo non lo puoi sapere perché sei scappata. Mi ha strappato il telefono. Mi ha picchiata. Sei sicura che quella ferita sia colpa sua? Mi ha spinto addosso a un muro. Quello però mi sembra un taglio. Sono finita su uno specchio.
Allora si sarà rotto. Mi sei presa soltanto un grande spavento, Sara. Lui le teneva le mani sul collo e lei non respirava più. La stringeva. Hai visto delle cose che non sono accadute. Non eri lucida. Io non mi drogo. Sono sicura di quello che ho visto. Certo. Stasera voi eravate due brave ragazze ad una festa. Claudia mi aveva chiesto di accompagnarla. Diceva che c'era una bella villa con la piscina riscaldata. Perché mentirti? Non so che tipo è. La conosco da poco. Quando l'avresti capito? Lui non ci ha nemmeno detto come si chiamava. Claudio l'ha preso per mano. E io li ho aspettati fuori. Non ero là dentro. Se tu potessi incontrare Claudia, per te sarebbe chiaro che non è successo niente. Sì. La ragazza vuole solo dimenticare questa nottata. Cosa crede che sia successo? Ma si contraddice, ha dei ricordi confusi. Ha pensato persino che lei avrebbe fatto violenza all'altra ragazza. Vuole ottenere qualcosa? Non sa niente di me, vero? No, non credo, non sa nemmeno il suo nome. Mi ha detto che vi siete visti solo per un attimo. Perché lei è andato in camera con quell'altra. Se mi dice dove è lo studio medico, la porto io da questa Claudia. No, no, non è una buona idea. Quelle poi si mettono d'accordo e mi ricattano. Io non credo che abbia in mente qualcosa. E comunque farle incontrare sarebbe la soluzione migliore. No, non si devono vedere. E allora io non so più che altro dirle, non abbiamo alternative. È un momento delicato. Perché adesso non posso rischiare. Abbiamo la firma del contratto. Berton non vuole firmare. Non vuole produrre con noi. I vestiti li va a fare in India, in Cina, come tutti. E dove la trova un'altra azienda che fa i tessuti come la nostra? Non vogliono più spendere quelle cifre. Lo dicono pure i giornali. Berton sta spostando tutto all'estero. Ha firmato. Come, scusi? Ha firmato. Aspettavo a dirglielo per condividere con tutti la notizia. Ed è merito suo, Veronica. Suo. È una notizia enorme. Già, enorme. E si fa problemi a trattare con una ragazzina. Veronica, che ci vuole?
se non te l'ho detto, è solo per non spaventarti. Ascoltami! Claudia! Claudia! Calmati! Calmati! Claudia sta in uno studio medico, ho parlato adesso col dottore. Stai tranquilla. È tutto a posto. Avevi ragione. Ha avuto una crisi respiratoria molto grave. Però ora sta bene, si è ripresa. Domani ti porto da lei, d'accordo? Te lo giuro. Scusami se non ti ho creduto. Io non sono una babysitter. Non mi va di sentirmi urlare contro. Sara ha le sue ragioni, si immagini cosa sta passando. È un incubo per quella ragazza. Sa almeno quanti anni ha? Ne è sicuro? E l'altra? Ha la stessa età? Io non voglio sapere come lei sia finito con queste ragazzine. Avrei preferito non sapere niente. Perché mi ha fatto venire qui? Lei lo sa cosa ho passato in questi ultimi mesi. Volevo festeggiare l'accordo. L'azienda che riparte e per una sera non pensare più a niente. Io non so più che fare. Allora così perde i miei figli. E questo cosa c'entra? Mia moglie vuole tornarsene in Francia. Ha chiesto il divorzio. Mi dispiace, non lo sapevo. E se una di quelle due ragazze parla, i bambini non li vedo più. Devo essere sicuro. Mi capisce? Sì. Sì. Dormi? Come stai? Hai freddo? Un po'. Ho acceso il riscaldamento. Di notte al mare fa freddo. Questa casa non mi piace. Beh, se vuoi andartene, chi te lo impedisce? Tu. Lo pensi davvero? Vuoi veramente andare via? Io ti potrei accompagnare alla stazione, in poche ore saresti a casa. Ti farei chiamare da Claudia appena si sveglia. Sarebbe lo stesso, non credi? Claudia, sei
Stai tranquillo. È che poteva succedere qualcosa di molto più grave. E poteva succedere a te. Non doveva andare così. Ti rendi conto in che situazione ti ha cacciato? Forse sarebbe meglio lasciarsi alle spalle questa serata e chiudere anche con lei. In fondo la conoscevi appena, no? Non ho detto questo. Ah, scusami. Avrò capito male. È che non mi sembra che si sia comportata da amica con te, tutto qua, o sbaglio? Sara, che fai? Mi dovete un vestito, no? Te lo faccio rimborsare, me ne occupo io. Lo devo far stringere. Lo rimetti nell'armadio, per favore? Ma ne ha un sacco. Questi sono solo quelli della casa al mare. L'avrà messo un paio di volte e ributtato nell'armadio. Sara, rimettilo Se nell'armadio. lo prendo, manco se ne accorge. Bello, no? Mi piace? Ma lo hai capito o no che di Claudia non ti puoi fidare? Sto parlando con te, mi ascolti? Lo hai capito perché ti ha trascinato qui? Cosa voleva che tu facessi? Sono stata io. Sei stata tu cosa? Sei stata tu a letto con lui? Eri tu a scopartelo allora? Sei stata tu a Mi fai male! Mollami! Non mi ero mai trovata in una situazione del genere. Ho bisogno di capire. Scusami per prima. Non volevo offenderti. Perché sei qui? Lui era in difficoltà, mi ha chiamato. Per i clienti fai tutto. Io ho solo un cliente. Ha molte attività, forse ti sembrerà strano. Se lui ti dice una cosa, te la fai. Lavoro per lui da tanti anni. Io che ho detto. Stanotte è una situazione un po' particolare. Quanto ti dà per l'extra? Non è una questione di soldi. E allora perché mi fai da babysitter? Cosa vuoi da me? Sapere cosa ti piace a letto? È questo che vuoi? Io scrivo contratti, lo difendo alle udienze. La mia relazione con lui è questa. Gioca. Non sono capace. Lo conosco da quando avevo 20 anni. Cercavo un lavoro per mantenermi gli studi. Rispondevo al telefono, aprivo la porta, annaffiavo le piante degli uffici. E ti hanno dato mentre davi l'acqua ai fiori? Dopo 2 anni ho cominciato a fare da segretaria. Io lavoravo tanto, ma non sai quante notti. Pure di domenica, quando l'ufficio era chiuso, lavoravo da casa. E quando è che studiavi? Infatti ho smesso. Quindi non sei neanche un avvocato? È una storia lunga. Certo. E a lui questa cosa non andava giù. Diceva che di una segretaria ignorante non se ne faceva niente e che potevo anche andarmene. Se non avessi ricominciato a studiare, mi avrebbe licenziato. Ma tu cosa volevi? Si è offerto di pagarmi le tasse di iscrizione, ha trovato uno studio per il praticantato, cosa potevo rispondere? Magari volevi studiare altro. Non lo so. Non lo sai o non me lo vuoi dire? Non lo so davvero. In 10 anni sono diventata responsabile legale di tutta l'azienda. Beh, sarai contenta. Lui lo sapeva prima di me. Vedeva in me quello che sono. Sei molto presa da quel maiale. Federico è una persona splendida. Perché non sai quello che mi diceva a letto. Ha dato lavoro a tante persone, anche adesso che l'azienda non se lo può permettere. E comunque ho i miei giri. Ai tuoi giri. Wow. Vuol dire che sei sposata? No, Allora hai dei figli? no. Perché? Non li vuoi?
A quelle come te piace questo tipo di musica, vero? Quelli come me. Beh, quelle serie, eleganti. Ti andrebbe di fare una cosa per me? Quando vado a ballare mi guardano tutti. Una sera un uomo mi ha detto una cosa. Un po' scherzava, un po' sembrava serio. Io ho detto di sì. Come ci sei arrivata qui? Ho messo un annuncio. Non incontro quasi mai. Cosa c'è scritto? La mia faccia non l'ho messa. Ho fatto attenzione. Nessuno in giro sa di me. Non puoi controllarlo. Non ho scritto mica nome e cognome. Hai un altro numero di telefono? No. Perché? Scrivi il tuo numero. Dai, scrivilo. Amo ridere e scherzare. Amante dei preliminari, massaggi total body a corpo Va bene, nudo. queste cose le sai trovare tu però. Mm? Tutto quello che fai ha un peso. Basta cercare su Google. Ma chi dovrebbe cercarlo? Voglio dire, a chi verrebbe in mente? C'è un annuncio al giorno. Da quanto tempo? Non vuol dire che li incontro. Tutti i giorni. Tu ogni giorno ti svegli e la prima cosa che fai è mettere un annuncio. Non pensi ad altro. È un'ossessione, Sara. Studentessa diciottenne, educata e gentile. Va bene, questa magari è la mia vita, ok? Sara, quanti anni hai? Tu hai il tuo lavoro e questo è il mio, va Dimmi bene? la verità, quanti anni hai? Questo è il mio cazzo di lavoro, hai capito? Quanti anni hai? Ma che te ne frega? Ne hai parlato con qualcuno? Hai una sorella? O una persona di cui ti fidi? L'ho detto solo a te. Cos'è che ti piace? Non lo so. Allora perché lo fai? I soldi.
Claudia? Volevano un'altra ragazza. Claudia non aveva mai fatto queste cose. L'ho convinta io. Vi ha chiesto di fare qualcosa che a voi non andava? O Claudia non voleva? Noi non sapevamo cosa ci avrebbero chiesto. Dovevamo dire di sì a tutto. Quello al telefono mi ha detto che dovevamo fargli fare bella figura. Chi doveva fare bella figura? Quello che mi ha chiamato. Chi? Non lo so chi è. Ci ha mandato un taxi alla stazione e ci ha detto di aspettare nella casetta. Di mettere i vestiti che ci aveva preparato. Poi è entrato il tuo capo. L'altro non l'hai visto? Io devo uscire un attimo. Mi aspetti qui? Sì. Le ho dato una bella somma. Faremo lo stesso anche con Sara. Forse peggioriamo le cose. Ma sì? Che alternative ho? Cosa propone? Ho portato dei contanti con me. Domani torniamo ad essere quelli di ieri. D'accordo? Quando quella ragazza si è sentita male, ho pensato a chi potesse aiutarmi. Mi è venuta in mente solo lei. Chi è che le procura le ragazzine?
morta. Come è morta? Cosa dici? Parlami. La stavo accompagnando all'ospedale e mentre guidava le dicevo che sarebbe andato tutto bene, di non preoccuparsi. Lei non mi rispondeva, ma sentivo che respirava. Poi ha smesso. Ma tu non hai fatto niente. Si è sentita male per quello che ha preso. È stato un incidente, Federico. Tu non hai fatto male a nessuno. Abbiamo una firma, Veronica. Sa cosa significa? Niente più prestiti, licenziamenti, possiamo ripartire. Ma questo cosa c'entra? Dobbiamo dare a quella ragazza una cifra che neanche se lo immagina, eh? Ma sei impazzito? La cercheranno, denunceranno la scomparsa. Sì, lo so, ne dobbiamo uscire, io ci ho pensato e so come fare. Ma c'è un solo modo, andare alla polizia. Mi vuoi rovinare? È questo quello che vuoi? Oddio, scusa. Scusa.
Questi dovrebbero bastare per il momento. Poi vediamo. Allora, questo è di Claudia. Lo teniamo acceso per qualche giorno. Lo facciamo andare da un'altra parte, in un'altra città. Continua a scrivere, a rispondere. E poi il telefono si spegne, lontano da noi. Avevi detto che non ce l'aveva il telefono. Perché sta chiamando? Dov'è il cadavere? No, non sono a casa, sono da un'amica. Scusami, ti ho svegliata. Ho sognato di morire. Non lo so, era un funerale. Sì. Avevi una vestaglia. Sì. Sì.
Sara? Ho guardato, c'è un treno che parte tra un'ora. Vado a casa. Se sono finita qui è solo colpa mia. Ho capito che a te non piaccio. Non ce l'ho con te. Devo dirti una cosa. Mi dispiace per quello che è successo stanotte. Io non lo sapevo. Mi dispiace, Sara. Claudia è morta. Era la nostra canzone. È stato un malore, Sara. Lui si sente terribilmente in colpa, eppure non ha fatto niente. Dov'è la polizia qui? La cerco. Pensi che se lei dicesse la verità possa avere una vita normale? Ma poi tu pensi che lei voglia questo? No, Veronica. Lei non è diversa, è come tutti.
gli altri possano capire la cazzata che ho fatto. Noi vorremmo che lei fosse viva, e questa è la cosa importante. Questa è la verità, Veronica, la sola che conta. Nient'altro. Ti vorrei qui, accanto a me. Ma io ci sono, Veronica, ci sono. E tu? Riesci a vedere ciò che è meglio per noi due? Non riattaccare, resto con te. Quando mi ha chiamato stanotte, lei era ancora viva. La stava portando in ospedale, ma non ha fatto in tempo. È andato nel panico. Non riuscivo più a ragionare. E solo quando mi ha visto è crollato. E mi ha detto tutto. Tu ci credi? Lui mi ha chiesto di dirti la verità. Mi ha chiesto lui di dirti la verità. Non vuole nasconderti più niente, Sara, lo capisci? La polizia sta a 10 chilometri. Ti guido io. Andiamo. Claudia ha esagerato con la coca e questa è la verità. Questa. In fondo a destra. Claudia si è sentita male per quello che ha preso. Dille così. Claudia si è sentita male per quello che ha preso. Chiedile di chi è la colpa. Di chi è la colpa di tutta questa storia? Devi girare qui. Alla fine della strada c'è un piazzale, fermati là. Devi girare qua. Devi girare qua, perché non hai girato? Dobbiamo fare inversione. Fai l'inversione. Voglio chiederti se è giusto che quell'uomo finisca in un processo per omicidio colposo. Che stai dicendo? Omicidio, Sara, che cosa ha fatto? Io non lo so cosa ha fatto. Tu sei così sicura? Io sì. Bisogna distinguere il passato dal presente. Claudia non c'è. Claudia non c'è. Tu devi pensare a te. Se questa storia venisse fuori, tutti saprebbero di te. Io devo fare la cosa giusta. Per lei. È solo una la cosa giusta, no? La cosa giusta è che devi uscirne fuori. E non devi tornare a prostituirti per nessuna ragione. I soldi, dalli i soldi. Che cos'è? Sono per te.
abituarti, Sara, a non fare certe cose. Portami dalla polizia. Ma che dici? Aspetta, Se non vuoi venire con me ci vado da sola. ascoltami. Vado a piedi. Ascoltami. Hai ragione, Sara, per favore. Guarda che me ne vado, eh. Sara, per favore, Aprimi. Perché non mi aspetta, apri? Sara. Aprimi questa porta. Aprimi la macchina. Aprimi questa porta. Apri Per la favore, macchina. Sara. Che cazzo vuoi? Vieni, Aprimi, aiutami. Aprimi la macchina. Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Chi è quello? Chi è quell'uomo? Calmati, Sara, per Chi è favore. quell'uomo? Chi è quell'uomo che sta arrivando? Federico vuole solo Chi è parlarti. Federico? Io non lo conosco quell'uomo. Sì che lo conosci, Ma non l'ho Sara. mai visto. Che cazzo volete da me? Aprimi questa cazzo di macchina. Aprimi. Aspetta, Sara! Sara! Mi ricordi quando ti avevo chiamata? Cosa ti avevo detto? Se tutto va bene vi faccio un regalo, te lo ricordi? Io mi fidavo di te, Sara! Sara! È stata te a portare quella roba! Pensavo che tu sapessi quello che facevi! Sara! Sara, rispondimi! Se ci provi te, forse ti risponde. Dai, chiamala. Lo inviti alla villa e gli porti le ragazzine. Le trovi e le porti a Berton, è questo che fai? Io non ci vado con le ragazzine. Ah no? No. E che fai? Che fai invece? Io volevo salvare tutto, tutto. Lui non voleva firmare. Quell'azienda sono io. Sei te quell'azienda, siamo noi, Veronica. Siamo noi. È tutta la nostra vita quell'azienda. Lo capisci? Ma lui questo contratto non lo voleva fare. Ha detto di sì dopo che lei non respirava più. L'ha proposto lui o ti sei offerto tu? Io non ho fatto del male a nessuno. A nessuno ho fatto del male, va bene? Tu dovevi occuparti del cadavere al posto suo. È per questo che ha firmato. Io ho fatto tutto per te. Quella ragazza era già morta quando mi ha chiamato. Calmati! 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 Sara! Dai, Sara, vieni fuori! Lo sai che io non c'ero! Tu lo sai che io non l'ho nemmeno sfiorata! Quando lui mi ha chiamato non potevo fare più niente! Sai adesso cosa succede? Daranno la colpa a noi! A noi! Solo a noi due! Poi questo? Sara,
vuoi questo? Dai, Sara, vieni fuori! Vuoi sapere cosa vuoi? Vuoi diventare famosa, eh? È questo quello che vuoi? Vuoi che tutti sappiano di te? Quello che ti è successo? Vuoi che ti chiamino puttana? È questo quello che vuoi? Non ti preoccupare. Stai calma. Se fai il nome di quell'uomo finiamo sui giornali di mezzo mondo. È questo quello che vuoi? Ci finiamo tutte e due, io e te. Dai, su, andiamo. Sara, è tutto finito, dai, vieni. Sara, dai, andiamo. Si risolve tutto, dai. Dai. Ma te sei sicura di farcela? Lo sai mantenere un segreto importante come questo? Sara, guardami. Guardami, Sara. Giuramelo. Te lo giuro. Dove ti porta adesso? Abiti da solo o con qualcuno? Con mia madre.
Il giorno prima le dicevo che avremmo fatto un sacco di soldi, che bastava sorridere e non pensare, che tanto sarebbe durata poco, che la cosa migliore era farlo da dietro, così non dovevi guardarli in faccia e potevi chiudere gli occhi. Quando li incontravo mi presentavo con un altro nome, come se fosse un'altra a fare quelle cose. Ogni tanto mi illudo che sia così e penso di avere una vita normale, che posso fare tutto quello che fanno gli altri. E penso anche a te. Da allora non mi hai più cercata. Non devi farlo. Basterebbe un tuo sguardo per ricordarmi tutte le mie notti.